I fufi messicani, tutti che fanno la siesta. Insediamento protostorico, non so cosa vuol dire. Probabilmente ci sono delle specie di tipo fondamenta dove io adesso vado a fare la pipì. Ecco qua, non risponde al telefono, stronza, No, abbiamo risolto. Abbiamo risolto. No, nota turistica, gentili telespettatori. Allora ragazzi, la bombola 10 kg costa 21 euro qua, alla grande. E magari per chi non sa, da noi costa 34, 21, 34. Aspetta. Però. Aspetta. Da Marco 34, da me 23. 23 è l'ultima che ho fatto. Furlani. E il caffè a casa di Francesco, si vede anche il mare. No, gli ha messa siepe a roba da stirare. E una cosa che consiglio a Silvia era da fare da lontano, che era uno spettacolo. La Baia del Pescatore, il ristorantino dove andiamo questa sera, in riva al mare, proprio letteralmente riva al mare sulla sabbia, è bello. Wow. Riprese alla caffè. Singa non stai. Sei imbriaco? No, perché sei sempre imbriaco? Cazzo rimane io. Cheese! Allora, no, promemoria per Giacomo che lì che si rincoglionisce col telefono. Abbiamo fatto un accordo che fra 10 anni mi richiederà la domanda: cosa faccio io con le bambine? Vero Giacomo? Sì, cosa faccio? Fra 10 anni ne riparliamo. Simpatico il sacchettino del pane. Questi sono questi taralli buonissimi, tipo i cereali, una roba del genere. Mi piacciono matti. Buon appetito bellesse. Allora, porzione di cozze pietosa, frittura appena decente, considerato che costa 12 euro, dai. La Baia del Pescatore, qua c'è qualche piccolo errore nel menù, qualche piccolo errore di dattilografia. Non è la frittura con i calamari e gamberi, è frittura con calamari e gambero, ce n'è uno di gambero. No, ok, vabbè, dai, mi correggo, dopo studi approfonditi i gamberi erano 2, quindi è giusto gamberi, dove numero, però vabbè, dai, è plurale, è giusto, è corretto. Ah, che bello, singano che ubish, all'unumar e le coppiette che si infrattano con l'auto, tanta roba. No, un test all'un in mezzo umar, qua luce, no, perché insomma giusto anche a corsi di Veneto, ma è giusto anche rispettoso imparare anche a quelli che altri. Quindi c'è la luna in mezzo mare, capun marolancopp e ubesh, ugabist, un ugabist. Voglio. Dei posti impensabili a casa. Una app non farà mai un video su una casa. Marolancopp, un coppo. Anche perché Ma guarda te che avete la luna sulla finestra della cucina. La luna sulla Si vede finestra da qua. della Che romantico cucina, che è. un coppo. Facciamo così, Da dice che è qua vedi la romantico. luna dalla tua finestra della Io vado a cucina. dormire, signore. E lui va a dormire in coppa. Ci vediamo domani mattina in presto, coppa. ok? Io pensavamo che io e lei di portare giù un tavolino con un tavolino con delle sedie e con un bellone per occuparci il posto domani mattina Come presto. E con la pummarola in Io coppa. sono delusa un perché quell'anno che siamo venuti noi coppa. tre erano veramente con il fornellino si facevano il caffè. Sì, Le avevano la cose, i tavolini pummarola così in che coppa. mangiavano la Io pasta so al perché forno. ho parlato Pasta al con forno mio con la ragazzo, pummarola in prima, dicevo, coppa. ma quando sono quelli da Jesolo qua ci dà fastidio che vediamo che andiamo a mangiare qua perché devono dire che non va bene. La pummarola. Però l'unico tavolino col buco è quello dei peluche. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green. Sì. Shoes and that will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.
ok? Con molta calma di prima mattina. Caro diario, ti voglio far trasparire le mie emozioni, trasparentare le mie emozioni, perché qua era anche tutto trasparente, ok? Quindi le mie emozioni trasparentano. Allora, quella mattina decisi di alzarmi e di andare direttamente in spiaggia, mentre i miei amici si godevano il rilassamento. Avrei potuto stare con i miei amici, ma per fortuna non l'ho fatto, perché vedi, a volte essere come quando dico quelli, no, che vivono sempre, fanno tutto in base alla moglie, le scelte della moglie, perché devono stare sempre con la moglie o la fidanzata, per carità di Dio. Una volta in fondo anch'io ero così, no? Per quello ne posso parlare, ne posso descrivere. Rischi di perdere tutto ciò che realmente ti piace, e quindi di vivere frustratamente, e anche forse frustamente, se dopo ti fa un fiato di bondage, la vita. Questi cari diari servono a me nel caso in cui un giorno dovessi smarrire la via, ma servono anche ai giovani, no? Che crescono, sperimentano, ma cazzo, noi vecchiacci vi abbiamo dato un sacco di scorzatoie. Parlo degli antichi, così come in fondo anche dei contemporanei, no? Perché tutti abbiamo fatto delle esperienze. L'esperienza può essere, ad esempio, passo in quella strada, cado giù dal burrone, ho rischiato di ammazzarmi, attenzione, non stai passando per che strada, no? E qual è il messaggio che voglio lanciare a me? Sempre insistentemente fai quel cazzo che vuoi. Tipo quest'anno, anche quest'anno io ho detto io le ferie me le scelgo io e dopo invito chi vuole venire, però io volevo tornare a Portopirone, piace o non piace, per me questo è il massimo, è il massimo. Poi sicuramente esistono anche altre spiaggette, diciamo, lunghe, ok? Cioè, a me della spiaggia non interessa niente, mi interessa solo l'acqua, per andare in canotto, materassino. A me piace la spiaggia che va avanti per chilometri e tu sei ancora, diciamo, con l'acqua alla vita, in poche parole, no? Marco me ne ha trovata una in Sardegna, quindi di sicuro andrò in Sardegna, perché fino a prima la Sardegna non mi valeva proprio la pena, cioè non capivo, e invece no, poi ho visto una delle spiagge che mi ha detto Marco, ho detto cazzo, quella sì, però le altre no, vedi? E le altre no, perché come diciamo sempre, ognuno ha i suoi gusti. Collegandoci al discorso di prima, che in fondo è il discorso di sempre, perché per me è una delle scorciatoie più semplici e immediate per raggiungere la felicità, o le felicità semplici della vita, no? È anche quella di saper stare da solo, no? Se ne parla spesso di stare da solo, non tanto per valorizzare le proprie paure, no? Sai che quando sei da solo, tipo in montagna, percepisci tutto in maniera diversa, molto più realistica, no? Entri veramente dentro la montagna. Idem anche quando apprezzi le cose, perché ognuno ha la propria enfatizzazione. Tipo per me, facciamo un esempio inventato ovviamente, dopo non si creino fraintendimenti, quindi non so, ad esempio a me sto canotto piace da matti, effettivamente è quello che il regalo che mi hanno fatto i miei amici, ma è vero, mi piace veramente da matti. Però magari esco con uno che non so, allo yacht, o gli stanno in culo i canotti, preferisce le canoe e sta là a dire no, ma è meglio la mia canoa, no, ma le canoe qua, gli yacht là, ti abbassa, ti rovina la vita, ti rovina il canotto, ti rovina la giornata, hai capito? Quindi anche quella è una cosa molto importante, saper stare da soli, per goderti la tua percezione delle cose, il valore, la percezione delle cose. Cos'è? È il valore che tu dai alle cose. Tipo per me sto canotto è una cosa che mi rende l'uomo uno degli uomini più fortunati del mondo, cioè mi sento un riccone nello yacht, hai capito? Poi arriva un altro e mi dice non è vero, mi rovina tutto, ma se quell'altro non arriva io sono riccone nello yacht, ciao, porta a casa. Nota ittico alberghiera. Un bambino ha pescato una murena e Francesco ne ha vista una negli scogli. Non sappiamo ancora se fanno la scossa o hanno altri poteri speciali, però comunque diciamo che fa sempre strano vederle. Magari ha fatto più strano a Francesco che se l'ha vista uscire mentre faceva il snorkeling. Sì, perché fa brutto dire immersioni, ma io snorkeling, cioè hai avuto metà a dire quando racconti in giro, no? Che tu hai un amico che ha fatto snorkeling, tutti dicono wow wow wow. Se invece dici ho un amico che le andà sott'acqua a vedere i pesci, cioè, caro Dilario, quella volta
io e la Marilena eravamo andati a fare un giro al largo ed avevamo paura di andare troppo al largo per girare quella penisola là, però non lo dicemmo mai a nessuno. Montato il motore, senti, qua si vedi e il motore. Vabbè, Sky. Ah! Abbey Road! Era Abbey Road! Cos'è? Abbey Road! Cos'è? È un motore! No, questo è un momento molto importante perché con questo mare, ripeti quello che mi hai appena detto? Che hai ragione. No, cioè ragazzi, La ragione la do quando uno ha ragione, cioè se uno ha la precedenza, non è che dice oh mi ha dato la precedenza, cioè se avevi la precedenza passi, non è che siccome festini poco. lo noti poco, perché insomma io apprezzo il gesto che tu abbia ammesso che io ho ragione, poi cioè, con questo sfondo, con questo panorama Sì. vale ancora di più, quindi Vale di più? bene. Guarda che a cazzo hai chiamato anche i testimoni? Sì, guarda testimoni. Porca no, ma sta puttana. gente, no, ma va bene che testimoni. Porco cane. Guarda, tutti i testimoni là, tutti. No, guarda qua il testimone. Vero Francesco? Chi c'è fidanzati? Di sì? Sì. Ecco, e sei testimone? Non la vedo io. La vedo io. No, qua che lei è quella lì, si sta allontanando. Non la vedo. Si sta allontanando di brutto. Oh, bravo. No, ce ne sono due. Tanto non la tocco. Perfetto. Sono strane come colore queste. Ma prendile allora una così sappiamo se è urticante o no. L'angolo della tipicità, questa è una cosa che aspettavamo da anni di fare. Che ho problemi? E le chiappe dell'Alessia, le chiappe alla maniera di John Wayne. Ciao Ale, vado avanti. Finalmente ha imparato a remare da solo, Porco cane. perché prima faceva lo scemo Ma faccio lo scemo. e poi ora ha fatto un ragionamento scemo. Ma- Cioè, qui sarà a profondità neanche 30 metri, forse 10, Vabbè, sarà 5 metri e praticamente lui pensa che ci siano le tartarughe di mare. Te pare che a 5 metri di profondità ti trovi le tartarughe di mare, a 20 metri te le trovi. E lui non si sa mai. Proprio controlla, no? No, tu vai, io mi guido io. Ascolta che dicevo, l'acqua ha cambiato colore di nuovo. Le tartarughe si trovino a 5 metri di profondità. Ma quali? Le ninja? No, le tartarughe di mare. Vai, motore numero 2. Perdere quota. Quota, quello è l'aereo. Questo è uno scioglilingo bellissimo. Sopra 3 rossi sassi, 3 grossi gatti. No, sopra 3 rossi. Sopra 3 rossi sassi. Grossi sassi, 3 grossi gatti. Senza è morto. Vedete, è rimasta la carcassa, uno squalo gli ha mangiato la testa. Non vedrete più video delle puntine del mondo. Cancellatevi il canale oppure non guardatele più. Visto che Fritz si è suicidato, ora guardate le puntine del Giacomo Mondo. Allora, quel coso lì che sembra impazzito, in realtà questo qui è il gommone comandato dai nostri eroi, Yuri e Giacomo. Ce la faranno a tornare a casa o saranno lì tutto il giorno? Vediamo. Vai Nostromo! Eccoli là. Sì, sono riusciti ad arrivare interi, vivi, sani e salvi. Ecco le luce, signore. Mammi, ciao! È calda, Ale, vieni qua. Ma come faccio a lavarmi i capelli, mettermi il balsamo e tutto? Fritz, dammi. Dammi. Mettetela anche te nel pisello, che è bellissimo. No, Ecco gli insegnamenti.
Bene, Yuri si vergogna andare a pagare con il mio bellissimo portafoglio perché dice che è un po' tanto omosessuale. Quindi Francesco gli ha ordinato il Wustel a Yuri e pagherà Che lui. sei mangiare davanti alla lente, come fai a vedere? No, lo vedo bene più lui. Dagli anche la patetta sul sedere, ciao caro. 22. Vieni caro. Oh, sì, Bottiglia per suocero, rubinetto dell'acqua ovviamente puntinato. Mi ero promesso di fare tutto con la Sony, ma dove cazzo vai? Non è vita, porca puttana. La userò a Matera, dai. Ed ecco qui che abbiamo la metamorfosi non di Kafka, ma dell'aperitivo trasformato in cena. Lo staff approva questa birra a noi sconosciuta. mi ha confermato, è una Paulaner. Una Paulaner? Confermata. Oh, però è buona, che cazzo che te ne Ragazzi, dico? birra tedesca. Comunque, gentili telespettatori, ho letto quelle recensioni di merda su questo posto dove la gente si lamenta pesantemente con una stella dei panzerotti troppo cari. Ragazzi, con panzerotto ciceni costa 2 euro. Cioè, quanto cazzo li volete a 20 centesimi? Punto 1. Secondo, veramente vi consiglio, qualità altissima, veramente, a parte i prezzi veramente bassi, però qualità altissima, e noi ci siamo stati già 5 volte. Guarda che tacca la sciafonatrice. Che bestia fondatrice. E sta sentendo amico Magnifasioi. Finiti? Di già? Cioè io prendo il telefono. Macinati interessanti. Reparto barberia si dice, guarda che bello lo specchietto rosa. Barbecue. Il barbecue. Va, che bello. Sì, esatto. Marco e te, va. Francesco 2. Non ho capito quello più grande e quello più piccolo per cosa. Marco, tu non ti fai niente? L'ho fatto prima, se vuoi farmelo qua. Allora, questo l'ho preso nell'86 nello spazio di Caserta Sbaglio. È più giovane di me? Quello è più giovane di me allora. Cioè, se io dovessi mangiare tipo anche con la Marilena, anche con lei sarei da tipo quello che deve andare dal dottor Asavac là. E lo staff delle Puntine del Mondo ringrazia Beppe per, anzi, e qua vorremmo fare un attimo una sorta di gemellaggio, ok? Con, Beppe? sì, Beppe, sì. ok. Con e verdure del short, ok? Esatto. Quindi e articolo le verdure, ok? Internazionale, anche gli inglesi dice verdure, no, non è vero. E del short, del suo, orto. Vedi com'è facile il Veneto, Beppe? Hai visto? È giunta l'ora della frutta. Ma la sera a casa di Luca torniamo a